Siamo sicuri che i trattori stiano andando nella direzione giusta, secondo voi? Secondo me no. Dopo vi dico anche perché veloce, logicamente, in 3 minuti ve lo devo dire velocemente. E vi spiego il perché. Perché adesso l'Europa, quelle 2 o 3 menatine che ce le concederà, tipo la riduzione del discorso fitosanitario, concederà magari la storia del 4%, no? Ce le concederà, ma cosa rimane sul tappeto, sul piatto? Rimangono dei problemi enormi, rimane il problema, un grosso problema dei prezzi dei nostri prodotti. Allora Presidente, visto che ce l'ho qua vicino, secondo me è ora di incidere sulle borse, in particolar modo sulle borse italiane, e lei, noi come sindacato abbiamo dei rappresentanti dentro, no? Ma sarebbe mica ora, per esempio, che i nostri rappresentanti non accettassero la quotazione dei grani o del mais o della soia? Non sarebbe mica ora? Ma non è mica uno scandalo che noi non possiamo seminare soia OGM e ci troviamo il listino alla soia OGM a 20-22 euro in più della nostra soia italiana? Quindi Presidente, io la invito a prendere posizione sulle borse, lì giochiamo un ruolo importante, e dopodiché anche sulla reciprocità, che molto probabilmente è un discorso che l'Europa accetterà. Attenti che dopo la reciprocità va verificata, e noi lo sappiamo che abbiamo i migliori controllori al mondo, sono i migliori in Italia. Ci siamo accorti dopo 35 anni che il glifosato fa male alla salute. 35 anni, signore. Questi sono i nostri controlli, quindi quando andremo verso la reciprocità speriamo di avere dei controlli più severi. E ultima, e chiudo e mi taccio, io vengo Presidente del Polesine, sono 4-5 anni che nel nostro Polesine, soprattutto nel Basso, metà della nostra provincia è soggetta all'invasione del Coglio Salino, cioè abbiamo l'acqua del mare che entra nei fiumi e invade, e quindi non possiamo assolutamente usare acqua. Quello che io voglio credere, Presidente, non sarebbe mica ora, per esempio, di riconoscere a quel territorio lì, portare dei riconoscimenti in azienda, visto che qui si è parlato di cinghiali, lepri, fagiani. Noi abbiamo dei grossi problemi con il Coglio Salino. Grazie per la sua attenzione, grazie.